100 milioni di danni ha provocato la cimice asiatica quest'anno nella regione Veneto. Abbiamo culture che hanno perso dal 70 all'80% della propria produzione. Mi viene in mente la pericoltura, una cultura che rischia proprio di scomparire, e il grido d'allarme che lanciamo è che bisogna salvarla, perché c'è il rischio che i nostri agricoltori quest'anno espiantino completamente i loro frutteti. Altra emergenza che vediamo è sicuramente quello della fauna selvatica, che di anno in anno diventa sempre più grave, la convivenza fra mondo agricolo e fauna selvatica. Lo vediamo un po' in tutto il Veneto, iniziando dalla zona valliva, per cui con la iticoltura di valle, dove abbiamo una presenza di cormorani che ormai sta rendendo praticamente impossibile l'allevamento. Lo vediamo in alcune zone con i cinghiali, soprattutto mi viene in mente i Colli Euganei, nel parco dei Colli Euganei, dove sta diventando, i danni provocati da questo animale stanno ormai rendendo impossibile la coltivazione. Lo vediamo nelle zone montagne, soprattutto negli alpeggi, nelle malghe, con la presenza del lupo che sta creando una difficoltà enorme. Servono anche qui delle misure per poter convivere con animali selvatici e agricoltura. Questo grido di allarme che arriva dai rappresentanti del mondo agricolo, da Confagricoltura in particolar modo, deve essere recepito dalle istituzioni, mettendo a disposizione strumenti adeguati per poter affrontare queste emergenze, sia dell'eccessiva presenza di alcune specie di fauna selvatica, sia dell'invasione della cimice asiatica, che sta veramente creando una situazione drammatica sul nostro territorio. Le istituzioni devono fare la loro parte, la Regione del Veneto deve dare l'esempio. Tra le emergenze che dobbiamo affrontare come istituzioni è l'eccessiva presenza dei grandi carnivori, tra tutti il lupo che sta creando gravi danni non solo all'allevamento, ma sta creando dei gravi danni per quanto riguarda l'equilibrio che si era creato nel tempo sui nostri territori. Dobbiamo fare in modo da attuare, come avviene nel resto d'Europa, piani di gestione, di contenimento del lupo per rendere compatibile la presenza di questo grande predatore con la presenza delle altre specie di fauna selvatica, ma soprattutto con la presenza di attività antropiche che non possono essere cancellate per l'eccessiva presenza di questo predatore che sta facendo abbandonare il territorio da parte dei nostri allevatori, dei nostri malghesi.